Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come al solito in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una di quelle partite che ci piacciono, ci appassionano, sacrifici, pezzi lasciati in presa, alfieri, ma robe incredibili. E ovviamente non possiamo che avere come protagonista, sono sempre i soldi, diciamo, Kasparov, Fischer, Tal. In questo caso c'è Capablanca, uno dei più grandi giocatori di scacchi di sempre. Andiamo a vedere com'è andata la partita. D4, il suo avversario è Shredder, cioè il cattivo delle tartarughe ninja. D5, cavallo F3 e 6, C4. Qui è tutto in apertura, tutto tranquillo. Cavallo F6, cavallo C3, cavallo BD7, alfiere G5. L'obiettivo, Capablanca muove tranquillamente questo alfiere con l'idea poi di giocare E3 e di posizionare il proprio alfiere campochiaro su D3 in modo tale che la struttura pedonale non ostacoli il raggio d'azione dei propri alfieri e quindi si gioca tranquillamente. Alfiere 7 per togliere il cavallo da questa inchiodatura. E3, ora è tutto pronto per posizionare l'alfiere in D3, arrocco corto e qui alfiere D3 va benissimo, ma viene giocata a torre C1. L'idea è: ok, se il nero prima o poi catturerà questo pedone o se noi prima o poi cattureremo questo pedone, almeno la torre si troverà su una colonna semiaperta. Qui il nero gioca a 6, probabilmente più forte sarebbe stata C6, ma a 6 comunque è giocabile. Donna C2, quindi si fa una leggera pressione a raggi X su questo punto. Quando si aprirà la colonna, donna e torre sono pronte per andare ad attaccare sul punto C7. Non solo, la donna da C2 supporterà anche l'alfiere in D3 per attacchi reindirizzati contro l'arrocco avversario. Torre N8, alfiere D3. Oh, finalmente il bianco sta per completare il proprio sviluppo, manca solo l'arrocco e poi è a posto. Cattura del pedone. Questa mossa è buona perché sconnette la donna e l'alfiere dalla batteria, quindi diciamo che permette anche al nero di ottenere un guadagno di tempo grazie alla spinta B5. Grazie a B5 ora c'è l'alfiere sotto che deve ritornare in D3 e quindi ritorna in batteria, ma la spinta B5 ha permesso al nero la possibilità di sviluppare con un tempo gratis l'alfiere in B7. Ora ovviamente nei piani del nero sono quelli di spingere in C5 ed eventualmente anche in C4 in modo tale che poi l'alfiere sarà costretto a togliersi ancora da questa forte diagonale, eventualmente si potrà mettere anche dietro una bella torre e attaccare la donna. Questi sono i piani del bianco, del nero scusami. Il bianco ora gioca. Potrebbe giocare a Rocco, ma ovviamente stiamo giocando d'attacco, quindi A4 subito. A4 subito, se mi catturi il pedone io ti catturo di cavallo, se invece spingi, così che è andata in partita, io ti gioco prima. Alfiere per F6, cavallo per F6 e adesso cavallo per E4. Questa casa è controllata 2 volte da entrambi i giocatori, seguono una serie di cambi. Cavallo per E4, alfiere per E4, alfiere per E4, donna per E4. Esaminiamo un attimo la situazione. Il bianco ha una donna al centro che controlla un mucchio di case, è molto forte e fa molta pressione. La torre su una colonna molto importante, il bianco però deve ancora arroccare. Il nero ha un alfiere invece un alfiere un po', chiamiamolo così, che non ha molte case disponibili, ha una torre che attualmente non sta giocando, l'altra nemmeno e la donna sembra non avere cose importanti da fare, ha purtroppo questa diagonale bloccata e quindi non può andare a creare minacce di alcun tipo, quindi in sostanza il bianco sta meglio. C5, finalmente viene giocata questa spinta di rottura, facendo leva anche sul fatto che il re è ancora il centro scacchiera, quindi qualche piccolo sacrificio non fa mai male.
D per C5, finalmente la donna si libera e va in A5. Ora ci sono due minacce concrete. Una è quella di andarsi a riprendere il pedone, ma è l'ultima delle alternative. La seconda è quella di spingere in B3 con scacco di scoperta, e anche questa è interessante. Perciò, onde evitare che il nero spinga in B3, spingiamo noi in B3. Finalmente questi pedoni, ora il pedone in A4 è sostenuto e quindi si sta bene. Alfiere per C5, il nero si è ripreso il pedone e adesso ancora una volta ci sarebbe la possibilità per arroccare, ma Capablanca gioca subito cavallo G5 in modo totalmente aggressivo. Su questa mossa ci sono due difese buone. Una è cavallo G6. Il nero posizionerebbe i pedoni sul bianco, l'alfiere sulle case scure riuscirebbe a compensare le debolezze. L'altra possibilità è quella di giocare F5, lasciando però arretrato questo pedone. Il nero invece gioca H6, minacciando il cavallo, ma permette l'entrata di donna in H7, quindi si approfitta subito. Donna H7, unica re in F8, e adesso qui bisogna pensare molto bene. Bisogna pensare molto bene perché se si va a dare scacco di donna, il re si toglie e ci troviamo con due pezzi minacciati, uno che è il cavallo che è minacciato dal pedone e uno è la donna che è minacciato dalla torre. Dunque è difficile come situazione, bisogna pensare bene. Una possibilità è quella di giocare cavallo in E4, il cavallo rimane a controllare comunque case importanti e ovviamente aiuta la torre a catturare questo alfiere che si sarebbe dovuto ritirare e la partita sarebbe potuta continuare. Ora con scacco il re si sposta e si prende tranquillamente il pedone senza perdere il cavallo. Ma Capablanca giocò subito lo scacco di donna, re in A7 e come dicevamo prima adesso ci sono due pezzi sotto attacco. Donna per G7, pedone per G5, donna per G5, scacco. Re di 6, anche il re del nero è a centro scacchiera e adesso in pieno stile caplabanchesco, non a rocco corto, ma signori e signori, re in E2. Bam! Siamo vicini a un finale. Il re nell'angolino probabilmente sarebbe stata la mossa più corretta, ma non quella più aggressiva. In più il re si sente abbastanza sicuro dato che non può ricevere scacchi di donna lungo questa diagonale. Perciò re in A2 tutto sommato va bene. L'idea è quella di ovviamente portare anche la torre in H in azione. Torre in A va in C8, torre in C4. L'idea è quella di raddoppiare le torri. Uno scacco subito con quest'altra torre avrebbe permesso comunque un buon gioco con l'idea di andare a promozione. Torniamo indietro, quindi su torre C4 il nero risponde con re in C6, torre in H va in C1, re in B6. Quindi ci sono tre attacchi da parte del bianco su questo punto e ci sono ovviamente tre difese da parte del nero su questo punto. Dunque il bianco non riuscirebbe a spuntarla, H4, ottima manovra. E ora F5, una bella risorsa difensiva da parte del nero che toglie la comunicazione della donna verso l'ala di donna, in particolare l'alfiere. Come se ne esce Capablanca? Se ne esce con donna G7, l'idea è quella di portare la donna in E7, quindi ritornare ad attaccare, torre in E7, donna in E5 e ora torre in C6. Segue sacrificio, torre per C5 e a questo punto donna D6. Qui il nero abbandonò. Perché? Perché ovviamente se ci mette davanti la torre si cattura di donna o di torre e la fine è praticamente vicina. Se il re va in B7 ora si può catturare quest'altra torre con scacco. Non so, interponiamo davanti la torre, cambiamo tutto e dopo aver cambiato tutto il finale ovviamente è vinto. Il bianco potrà fare leva su questo pedone che va a promozione e il nero, se si avvicina o prova anche solo ad avvicinarsi,
non arriva in tempo. Ok, spero che anche questa partita ti sia piaciuta, è stata molto d'attacco, abbiamo visto molto sangue sulla scacchiera. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!